Sono passate soltanto 3 settimane dalla visita di Cécile Kyenge nella Marca, ma dal Veneto sono ricominciati gli insulti al ministro dell'integrazione. All'indomani dell'offensivo paragone con l'Orango lanciato dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, l'assessore regionale ai flussi migratori Daniele Stivala ha condiviso nel proprio profilo Facebook il link a un'immagine della didascalia oltraggiosa. Riteniamo vergognoso che si possa paragonare un povero animale indifeso e senza scorta a un ministro congolese. Il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni dell'esponente della Giunta veneta, subito strigliato dal governatore. Gli assessori sono sempre richiamati all'ordine, perché comunque noi ci dobbiamo occupare dei problemi dei veneti e non di fare battute su ministri o peggio ancora di sostenere vicende come questa che comunque sono da condannare. La Lega ha preso le distanze dalle ingiurie. Un'uscita fuori dal comune, nel senso che non ha niente a che vedere con le problematiche che oggi ha un movimento che deve solamente crescere, non con queste battute ma inserendo magari proposte. Tante volte piace anche scherzare, sicuramente non condivido quello che ha fatto Calderoli, non posso condividere quello che ha fatto Stivale, auguriamoci che ritiri presto quanto scritto in Facebook. E così è stato. Se l'ho fatto l'ho anche tolto. Se serviva solo per strumentalizzare, per carità, ripeto, l'ho già tolto, non avevo fatto e non ho fatto nessun tipo di commento. Resta però aperto il caso Calderoli. Anche Giancarlo Gentilini stigmatizza gli slogan del passato e ammonisce: prima di insultare qualcuno bisogna mordersi la lingua 10 volte. E Luigi Calesso, di Impegno Civile, intanto invita i trevigiani a firmare la petizione per le dimissioni dalla vicepresidenza di Palazzo Madama promossa da Articolo 21.